Jessica Canton, sindaco di Fiume Veneto, è con noi. Allora, pista ciclabile, Fiume Veneto Pescincanna e chiusura dei cimiteri. Sì, allo scorso Consiglio Comunale del 20 gennaio, direttore, abbiamo approvato il piano triennale delle opere pubbliche e nel quale abbiamo inserito la realizzazione della pista ciclabile che collega Fiume Veneto alla frazione di Pescincanna. Dopo 3 anni di risorse ed energie investite sulle scuole nell'edilizia scolastica con Bannia, poi Cimpello in fase addirittura di arrivo e l'avvio della demolizione e ricostruzione della scuola secondaria, ci siamo voluti concentrare sui percorsi ciclabili. Percorsi ciclabili da realizzare a Fiume Veneto, soprattutto che colleghino il capoluogo alle frazioni, ce ne sono parecchi. Parliamo di un'opera complessiva di circa 10 milioni di euro, quindi dovremo andare a caccia di contributi, ma insomma siamo abbastanza abituati a fare questo, però abbiamo ritenuto di partire da quella che è la pista ciclabile forse in questo momento, tra virgolette, più importante, o quella che il maggior numero di cittadini ci ha richiesto, ossia quella appunto che collega Fiume Veneto a Pescincanna. Si tratta di un quadro economico di circa 1.800.000 euro, ma nei prossimi giorni presenteremo una domanda di contributo appunto che, se accolta, ci consentirà di partire con la progettazione. E volevo appunto cogliere l'occasione di questo strumento importante, direttore, per comunicare ai cittadini che verranno effettuate delle operazioni nei cimiteri di Praturlone, Bannia e Fiume Veneto. Praturlone questa settimana, Bannia la prossima e Fiume Veneto quella successiva. Quindi non abbiamo ritenuto di chiudere tout court i cimiteri, ma di chiuderli soltanto all'occorrenza nello svolgimento di queste operazioni, quindi chiediamo un po' di pazienza ai cittadini se dovessero recarsi ai cimiteri nei giorni feriali e trovarli momentaneamente chiusi, ma insomma stiamo lavorando per rendere sempre Fiume Veneto, compresi i cimiteri molto importanti, Grazie, dignitosi. Avvocato. Grazie a Jessica Canton, sindaco di Fiume Veneto. Parliamo di